Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto veneziano. Bene, oggi come avete visto dalla mascherina parlerò della quinta dimensione, della quinta dimensione che negli ultimi 5-10 anni sta andando di moda e sul web è molto battuta. Però prima di fare questo, cari amici, vi chiedo di iscrivervi al canale di The Garda del Marietto veneziano e di mettere un super like sia il De Galla che il vostro Marietto veneziano perché tirano sempre su di morale. E poi mi raccomando di venirci a trovare nei gruppi Facebook e di Telegram dove ogni settimana il De Galla e il Marietto veneziano tengono degli incontri. Bene, iniziamo a parlare bene di questa quinta dimensione che voi ormai ne avete sentito parlare di tutto e di più. La prima cosa che devo dirvi purtroppo è che questa quinta dimensione non è altro che una new entry della New Age un po' importata e canalizzata dall'Occidente, ma che nella realtà la quinta dimensione, mi dispiace dovervelo dire, è un po' come il 2012, no? Il 2012 tutti si aspettavano questo sbalzo spazio-temporale e poi alla fine gli unici che veramente hanno avuto uno sbalzo spazio-temporale in tutto il mondo sono stati i siriani. I siriani che hanno avuto un duro colpo e in un certo senso hanno preservato l'Occidente da gravi problemi perché si sono accollati loro il debito karmico e quindi la Siria nel 2012 veramente ha visto lo sbalzo spazio-temporale ma a colpi di bombe, missili, mitragliate e chi più ne ha più ne mette, lì hanno proprio scaricato tutto quello che potevano scaricare. E questo è stato il famoso 2012 dove tutti i santoni si prodigavano ad andare sul web a predicare che ci sarebbe stato un trapasso temporale e chi più ne ha più ne mette, no? Ma il vostro Marietto, anche lui, insomma, pensava che nel 2012 sarebbe successo qualcosa e in effetti in Siria è successo qualcosa, 5 milioni di profughi, tantissime persone che sono rimaste mutilate, morte e quant'altro. Quindi il 2012 per qualcuno effettivamente è stato un cambio di dimensione, non voluta o non sperata come si attendeva. E la quinta dimensione cos'è? La quinta dimensione, purtroppo, cari amici, vi devo dire una cosa, non è che deve arrivare, è sempre stata qui almeno da 6.000 anni, ovvero c'è sempre stato un popolo che l'ha in un certo senso promossa e evangelizzata in un certo senso, ma questo popolo è un popolo chiuso. Vi ho già parlato che il mondo è diviso in 5 fette, in 5 settori, no? E l'ultimo settore è fatto da questi mistici che praticamente guidano questa palla di acqua e terra e questa palla di acqua e terra ha questo popolo che si chiamano i cabalisti e che loro continuano a dire che esiste il mondo venire, ma quella parola che si intende per mondo venire non si intende qualcosa temporale che deve venire fra 2000 anni, fra 300 anni. Quel mondo venire è sempre rimasto qui da quando esiste il mondo e chiaramente per poter accedervi, no, bisogna avere delle chiavi che è la conoscenza. Infatti i cabalisti fino al 1985 più o meno davano la possibilità a solo uomini che abbiano avuto più di 40 anni e che avevano 2 figli di poter accedere a questa conoscenza. Questo perché? Perché le anime dei maestri cabalisti avevano visto che le anime che scendevano su questa dimensione non erano pronti per accedere a questa che noi chiamiamo quinta dimensione, ma loro chiamavano mondo venire. Quindi questa quinta dimensione o mondo venire detta dai cabalisti è la stessa identica cosa, solo che è sempre esistita, solo che gli esseri umani generalmente non erano pronti o perché erano ignoranti, non sapevano leggere o scrivere, o perché vivevano troppo poco, o perché praticamente erano rimasti all'età della pietra. mm? Chiaramente non avevano la fame e la voglia di entrare in questa nuova dimensione. Comunque la quinta dimensione che tutti sul web incominciano a predicare, a parlare, insomma tutti sanno cos'è questa quinta dimensione. Il problema è che questa quinta dimensione è sempre esistita e si chiama mondo venire.
i cabalisti fra di loro l'hanno sempre saputo che esisteva, e praticamente è qui con noi in questo momento ed è sempre stata qui con noi. Non è che si doveva raggiungere solamente le chiavi per poter accedere a questo mondo venire. Ma cosa si trova in questo mondo venire? In questo mondo venire si trova, no, l'eguaglianza della forma con la Keter, e cioè, scusate cari amici, e cioè che cosa? E praticamente si diventa l'eguaglianza della forma con quello che i cattolici chiamano Dio o il creatore. Quindi quando si raggiunge questa forma spirituale, praticamente si diventa l'eguaglianza della forma con il creatore, con Dio. Ma questa quinta dimensione o faraonica quinta dimensione è sempre esistita, solo che prima non c'era la possibilità di sapere che cos'era la Cabala, perché era praticamente chiusa tra una fortezza di cancelli a cui avevano accesso solamente le anime che raggiungevano un certo livello spirituale. Quindi adesso dal 1995 in avanti tutti noi abbiamo la possibilità, se lo vogliamo e se abbiamo le vibrazioni spirituali giuste, no? Di poter accedervi. Quindi tutti noi possiamo incominciare a capire che cos'è questo mondo venire, no? E quindi non fatevi fuorviare da New Age o depistaggi vari di quinta dimensione o extraterrestri o di qui o di là, perché poi tutti alla fine, che se voi li seguite questi grandi guru, alla fine andranno tutti a parare nella Kabbalah, solo che vi faranno perdere tempo. Ecco, cari amici, questa mattina voglio solamente parlarvi di questa cosa qua, tanto per buttare un seme, perché poi ne parlerò più avanti in modo più dettagliato come fare passi avanti per questo mondo venire. Voglio solo che sappiate che dal 1995 praticamente tutti possono incominciare a capire ed accedere a questi cancelli e incominciare a cercare le chiavi per poter aprire questi cancelli che sono stati messi dentro di noi nei vari tempi, dalle varie religioni, e incominciare ad aprirli. E lasciate stare tutti quelli che incominciano a predicare quinte dimensioni, nuove vibrazioni, nuovi stati qui, nuovi stati di là, perché l'uomo è da 6.000 anni come minimo che potrebbe entrare nel mondo a venire, è solo che per un motivo o per l'altro è sempre stato bloccato. Bene cari amici, anche oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato questa pillola. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di De Garda e del Marietto Veneziano, di venirci a trovare sui nostri gruppi Facebook o Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!